In che volte si svisinarin a Gesù i suoi discepoli pardii. Quisa la lore il più grande al ream dai cii, e lui, clamat d'ogni un frutto, lo mette fra miez di loro e us dise: us al dis in verità, se non si convertareis e non diventareis come i frus, non gli entrareis grande al ream dai cii. Pertanto, quel che si farà picciul come che sfrut, quel sarà il più grande tal ream dai cii. Se un all'accette anche un sol frutto, come quel chi tal non mi accette me. Ma se un i darà scandol a un di che spiccinins, che crodin in me, alle miei par lui, che i peintor tal quel une muele, di che scaltire il mus e cal sedi sgurlat tal fondo al mar. Può armai lui il mondo par colpe dai scandui. Di fat, se no puedin no capitai scandui, può armai che l'om, che il mediat di lui, al capita il scandul. Se l'atto man o il pit tie di scandil, chioncilo e buttilo via. Alle miei parte gli entrate vite mucul o quet, che non essi buttata al fuoco eterno, con dos mans o doi pis. E se il to voli tie di scandul, diavilo. Alle miei parte gli entrate vite, con un voli sol, che essi buttat, con doi voi te dienne dal fuoco. Guardaisi dal dispresea un sol di che spiccinins, parce che us dis che il loro ragno i taici e contemplin di un continuo la muse dal parignò che taici. Di fat, il fi dall'om alle vignuta a portà e salvament quel che ieri perduto. C'è un spazial. Se un om all'acce impioris e un di lor si piard, non lassi allis 99 su pai mons e non vadi alla ciriche perdute? E se i capite di chiatale, us al dis in veretat, al fasarà fieste, parie plui che parche satris 99, che non si ierin pierdudis. Proprio queste e la volontà dal pari vuestri che ie taici, che neanche un di che spiccinins non l'edi perduto. Se to fradi, al pecchie quintri di te, va, correggilo, dome fra te e lui. Se ti ascolterà, tu varràs guadagnato fradi. Se investit non ves discoltati, chiol con te une o dos personis, perché sulle paraule di 2 o 3 testimonis si sclarissi ogni robe. Se non ves discoltaio neanche loro, consegnilo agli udissi d'eglesie, e se non ves discoltare neanche l'eglesie, cal sedi par te come il paian o il pubblican. Us al dis in verità, duce covareis peat sulla tiare, arresterà peat anche in cil, e duce che vareis dispeat sulla tiare, arresterà dispeat anche tal cil. Anche mo, us al dis in verità che, se 2 di lor sulla tiere e saran d'accordo tal domandaune robe, usa sarà dade tal parignò caletaici. Di fat, la che son das donje, 2 o 3 tal non, l'io soi anch'io, fra miez di lor. Allora Pieri si fasende nant e domandà: Signor, segno fradi al pecchiarà quintri di me, troppi svolti svaraio di perdonai, fin a 7 voltis?
Gesù dis, non ti dis fin a 7 voltis, ma fin a 70 voltis 7. Perché il ream dai cii si può metterlo a par di un re che volè fai cons cui suoi servidors. Tacan dunque a domandare i cons, i presentarin un calveve un debit di 10.000 talents. Mediat che non aveva a pagare, il paron al comandà che fosse venduto lui, la femmine, i fis e duce che aveva e che pagasse il debito. Allora che il servidor, con la muse partiare, lo scongiurava dicendo: Signor, vere missione di me e ti pagherai tutto. Il paron al vere missione di quel servidor, lo la salà e i parai tutto il debito. Ma appena è saltato fuori, che il servidor li sentiva in tun dai 6 compagni che aveva di tornare 100 denari. Lu brincà che di bol lo schiaffoava e disse: tornimi tutto ciò che tu has di dami. Che l'altri, buttati in genoglon, lo preava dicendo: vere missione di me e ti pagherai. Ma lui non volè savent. Allea farlo buttare in prigione finché non aveva finito di pagare tutto il debito. Sin tutto il caso che gli altri servidori restarono un'evore mal pagati e all'erin contain tutto a loro paron. Allora il paron lo clamò denant di sé e disse: servidor trist, ti hai parato io tutto il debito perché tu mi avevi spreato. Non avevi tu mo anche tu di veri missione tal tuo compagno, come che io avevi avuto remissione di te? Allora il paron, disdegnata a morte, lo consegnò ai gendarmis, finché non avesse tornato duce che aveva di dai. Proprio così, il Parigno celeste us tratterà atris, se ognuno noi parà, giudicur a sofradi.